Buonasera a tutti, Bici TV, e novella de oggi, di Decche 7 de lampada da 2 mizza e 20 chimbe, sempre da via Salvemini, da sa vita de vizi, da sa barbaggia de vizi, da sa Sardegna, trasmettiti, Bici TV, itte novas. Bene, andiamo da innanzi. Iremo, come si presenta Saria, come attimo su sole, ti tengo una sottoravallo. Allora, oggi siamo a 30 gradi, il massimo del che 7 minimo, sole pleno, tutto la die. Crasa, invece, mercoledì, sole pleno, fino a Saldecche, poi qualche pispisata di abba da essa sonica a mezzodie, poi cocculateddu e a bedda pispisata de abba a Salbatolo e poi tornata a mantenere il cocculato 27 gradi al massimo, decche 7 minimo. Cominciamo che non toccamento è dolo, cominciamo, lo metta grave, insomma, pesante, non ha nie, a 60 batte l'anno, finché il morto bustiano carta, marito di Maria Antonietta, noi e babbo di Bacchisio, frate di Antonello, di Maria Annunziata, traballatori in impresa, sedile, cantatore del coro, in occhio di Sannossata, in su coro di Santuiogli e come ultimamente canta Iata e su coro di Orune. S'interro, scala mercoledì, de che 8 a sal, de che mesa in sacrea del su Sacro Cuore di Gesù in Onania. Condolenze e pazienza, famiglia tutto da parte dei Bizi TV. Una persona veramente mite, tranquilla, serena, di buona trattenza anche in tutto. Addio su postiamo. Andiamo a da innanzi che sarà terra nova, ecco vamos l'ordinanza, poi su Corpus Domini, protezione su Corpus Domini, domenica 11, no, domenica, no, che batti il baglio, 22, no. 22, domenica 22 de Lampada, scusate, batto un sbaglio, ordinanza della polizia municipale può regolare traffico, sosta e in sas carreras interessate da essa protezione. Quindi questo su 22 de Lampada, allora, il percorso est, chiesa Nostra Signora del Miracolo, via Dante, piazza San Giovanni, chiesa Piazza Coconeddu, via Brigata Sassari, piazza Sproni, corso Vittorio Veneto, chiesa di San Giorgio. Considerata la necessità di vietare la circolazione veicolare limitatamente al passaggio del corteo lungo le strade comprese nel percorso sopra indicato, onde consentire il regolare svolgimento, atteso che l'ufficio scrivente, eccetera, eccetera, ordina in occasione della processione religiosa del Corpus Domini prevista per il giorno 22, giorno corrente anno, il divieto di circolazione lungo tutto il percorso interessato dalla processione dalle ore 16 limitatamente al passaggio del corteo religioso. Scusate che anche moglie il microfono.
Scusate, ma mi comunicano che è probabile che si interro salve che a me sono nota se è possibile in cata dare verso giorni che batta questione galo de sbrigare la lischita e batta che in tu papiro de ponere a posto viene a questa scorsa. Poi l'amo a pubblicare l'esorario esatto dell'interro appena scrivo. Il divieto di circolazione lungo tutto il percorso interessato dalla processione dalle ore 16 limitatamente al passaggio del corteo religioso. Il divieto di sosta nelle vie interessate dalle ore 16 sino alla fine del transito del corteo. Visemolo, questo è su 22, no, che batto di sbaglio, domenica 22, dell'Ampata, su protezione su Corpus Domini. Poi Galo, vamos a Terranova, allora andiamo dai Costa, toccamento in Porto, poi praticamente è procrasa, anda a sfaltare il cammino finché picca dai Babumannu fino a Surio dai Badoledio, cioè praticamente a su ponte che veste in giorno. Si ripete un pacco di pazienti e si consiste a decolare in solamente lo scammino, no? O evitare di dare al neo, insomma, a questa operazione di asfalto. Andiamo da innanzi, tornata le grazie a tutti los che hanno aiutato a fare in maniera che il cammino del Bonaera fa posata pure in bici e invito a cliccare su di questo link camminodibonaria.it che commenta iscritta appunto Franco Doneddu sfogliando le tante pagine anche chi ritiene di non volere o poter percorrere il cammino potrà conoscere una realtà assai positiva nata nella nostra isola e a disposizione di tutti, portata avanti da centinaia di volontari con la guida appassionata ed esperta di Antonello Menne, che è presidente, grazie ai tanti bittesi che hanno contribuito e collaborato per rendere possibile questa realtà anche a Betti. Firmato Franco Doneddu. Entrando in questo link, pungendo sopra, potete vedere tutto giunto adesso questo è il cammino di Bonaera. Andiamo da innanzi e abbiamo appuntamento come può su del che 9 in Piazzella Pitalisi che è Beste su Reading in Canterino, stereotipie di genere nelle canzoni italiane a cura dell'associazione Achimolo con Franca Carboni. Attraverso i testi, le musiche di ieri e di oggi analizzeremo insieme il tema degli stereotipi di genere giovedì 19 giugno ore 20 Piazza Pitalis. Poi posamento puro che sono stata la stampata questa scrase chi era già perdita si accade intendere insomma proprio la stornare che sono crasi importanti sparenne e quindi di sicuro la si schercano. Poi il toccamento chi su da che 9 in Nugolo bessa manifestazione in piazza Porsa Palestina. Corteo per la Palestina contro il genocidio e contro la guerra. Via la Marmora, fronte stazione Nugolo, ore 18 concentramento, ore 19 partenza. Bene, io ho trovato l'organizzatore, quindi è difficile che sappia essere a fare questa diretta questa attività insomma organizzata dai Achimus. Ma in qualche maniera l'abbiamo a dare su Mattessi in diretta TV. Bene, andiamo da innanzi e abbiamo dato la scuola, adesso il giornale, in scuola nasce la comunità energetica per incentivare l'uso di fonti rinnovabili. L'iniziativa per aziende, enti e cittadini è stata presentata alla Casa del Parco. Nasce la comunità energetica del Montalbo, un'associazione composta da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali e cittadini che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione, una bella iniziativa. Andiamo da innanzi, vediamo le danne di Occolo, droni e sensori contro gli incendi, maxi simulazione nel Montiferru. Da oggi a giovedì la prova pilota italiana del progetto europeo. 3 giorni di esercitazioni coordinate per restare i più innovativi
per testare, scusate, i più innovativi sistemi digitali. Una bella iniziativa, costa droni, sensori, ipertecnologici e piattaforme 3D per migliorare la gestione degli incendi. La Sardegna diventa un laboratorio a cielo aperto con l'obiettivo di sviluppare e testare nuove tecnologie digitali finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei disastri naturali, in primis dei roghi boschivi. Da stamattina a giovedì prossimo, a- da stamattina a giovedì prossimo, nella zona di Bade Urbana, a Santo Lussurgio, nel cuore del Monteferro, andrà in scena una maxi simulazione antincendio. Andiamo da innanzi, regalo. Ecco qua, Vermentino e Cannonau, accordo tra i consorzi per rilanciare la sfida. Rinnovati i CDA, i consigli di amministrazione, sedi spostate a Oristano, cioè quindi sono organizzate già le imprese che trattano su vino, producono e trattano su vino, però entrare sul mercato europeo e mondiale. Nell'isola dello spopolamento cresce solamente la gallura. L'analisi del rapporto mette nelle nuove province e nelle aree metropolitane. Negli ultimi 20 anni la popolazione del nord-est è cresciuta del 12%, cioè praticamente la zona del Sagadula, tutto sull'est usiamo il minimanne, solo il nord-est con con la nuova provincia della Gallura si conferma l'unico territorio dell'isola che registra una crescita demografica significativa. Il rapporto Meta, realizzato dalla CREI-ACLI e presentato nei giorni scorsi a Cagliari, ha preso in considerazione l'andamento della popolazione residente negli ultimi 20 anni, nel periodo compreso tra il 2005 e il 2025. La Sardegna ha perso complessivamente oltre 76.000 abitanti, una riduzione del 4,65% della popolazione totale. Oia, male. Traghetti tra Santa Teresa e Bonifacio e SOS dei governi regionali a Roma e Parigi. Manca l'assessora, l'assessora dei trasporti Barbara Manca. Italia e Francia intervengano per garantire un servizio regolare. L'assessora regionale ai trasporti Barbara Manca e il suo omologo corso Jean-Félix Acquaviva hanno scritto ai governi di Italia e Francia per sollecitare un'azione congiunta e urgente a supporto della tratta marittima tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio. Continuiamo a lavorare con determinazione su due piani paralleli. Da un lato l'interlocuzione politica e istituzionale attraverso l'invio della lettera ai governi nazionali, dall'altro la vigilanza operativa sul ripristino di un servizio minimo essenziale che non può più essere soggetto a interruzioni o incertezze, ha detto Barbara Manca. E Anna Benegai. Allora, Inoca Namus, sa politica, regione, riunione di maggioranza, le priorità sono trasporti e sanità. Todd vede i gruppi consigliari e assessori, sullo sfondo resta il rimpasto. A rimpastare, tutto da rimpastare. 2 ore di riunione di maggioranza a Villa Devoto con gli assessori per esprimere soddisfazione per il risultato di Nuoro, commentare il salto di qualità del lavoro dell'amministrazione celebrato poche ore fa dalla Corte dei Conti e per cominciare a gettare le basi per i prossimi appuntamenti politici e amministrativi. La settimana politica si apre con un incontro voluto dalla Presidente Todde con la sua maggioranza per fare il punto politico, archiviata con soddisfazione la amplissima vittoria alle comunali di Nuoro. Fumata bianca dopo il vertice, manovra anticipata a fine luglio, finanziaria in aula entro Natale per evitare l'esercizio provvisorio come è successo quest'anno. Ieri la sezione del controllo per la regione della Corte dei Conti ha tenuto la sua adunanza pubblica per
il rendiconto generale dei conti della Regione 2024. Il giudizio di parificazione sul rendiconto generale per lo scorso anno arriverà al più tardi a luglio e subito dopo si potrà fare la manovra di bilancio di assestamento, forse alla ripresa post-agostana. Andiamo ad innanzi. Istat, punto di statistica, a Olbia l'inflazione più bassa, la Sardegna tra le meno care d'Italia. Nella classifica nazionale Sassari è seconda per il costo della vita che non sale, cioè in Sassari praticamente costa de manco la vita, no? Chi vive a Olbia o a Sassari potrebbe anche farsi una risata amara leggendo l'ultima classifica elaborata sui dati Istat dell'inflazione di maggio 2025. Secondo l'analisi dell'Unione Nazionale Consumatori sarebbero tra le città più risparmiose d'Italia quelle dove il costo della vita è aumentato di meno. Picco del caldo, altri 20 incendi. Ora si rischiano temporali tropicali. La goccia fredda porta instabilità. Oggi su Gallura, Ogliasta e Sarcilano. Il caldo anticipa l'inizio dell'estate, peraltro senza dare segno di volersene andare. E la Sardegna brucia in anticipo. Dopo una domenica molto difficile, anche ieri i roghi non sono mancati e sono stati ben una ventina in tutta l'isola, fra temperature infernali e vabbè, a fianco qui sotto il resoconto dei roghi più gravi di ieri. Campo largo, vertice per rilanciare l'azione su sanità e trasporti. Abbiamo già dato per qua che la maggioranza riunita a Villa Devoto entro agosto manovrina da 900 milioni. In Sardegna i minori più poveri d'Italia e denatalità record. I bambini e gli adolescenti sardi non vivono in condizioni ottimali. Il 32,9% è in una situazione di povertà relativa. Quelli a rischio di esclusione sociale sono il 41,1% dei giovani sotto i 18 anni, mentre il 30,5% vive in case con problemi strutturali e quasi 1 su 2 in abitazioni sovraffollate. Insomma, la situazione non è tanto buona. Andiamo alla politica internazionale, bombardamento israeliano sulla sede della TV iraniana, ancora morti e distruzione nel quarto giorno di guerra. Intanto Ayatollah Khamenei, la guida suprema, si prepara al peggio, voci di salvacondotto, cercano di riponere in salvo Isa Annanesinche in Russia. E ne si l'aggabba di quel danno commenta fatto che nella come in Iran. L'Ayatollah Khamenei e il resto della leadership iraniana sembrano prepararsi al peggio, mentre il raid aerei israeliani continuano a colpire. Il vice capo di gabinetto del leader supremo Ali Asghar sarebbe in trattative con funzionari russi per garantire una potenziale uscita dal paese per Khamenei e per la sua famiglia, se la situazione dovesse deteriorarsi ulteriormente. E intanto non le ponemos a prangere. Vertice G7, Meloni punta a un appello comune per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Meloni cercano di ritagliare un spazio. La premier italiana ha avuto diversi incontri con Friedrich Merz e Keir Starmer, chi su praticamente tedesco e chi su inglese, primo ministro. Andiamo da innanzi.
il primo scommento, ecco due. Allora, andiamo da innanzi, Israele colpisce la TV iraniana, pronti ad eliminare Khamenei per la guida suprema l'ipotesi di un esilio in Russia. L'opposizione si muove per un possibile cambio di regime. Intanto, catturato il killer Minneapolis, cioè questo che ha morto due democratico, una deputata e suo marito. New York, la maggiore caccia all'uomo della storia del Minnesota si è conclusa. Dopo aver fatto perdere le sue tracce per oltre 48 ore, il killer di Minneapolis è stato catturato non lontano dalla sua abitazione, in un'operazione rocambolesca che ha coinvolto più di 100 agenti, un elicottero, tecnologia a raggi infrarossi e droni. Vance Peter Bettler è stato arrestato poco dopo le 21 di domenica senza che venisse usata la forza. Il cerchio si è stretto intorno al killer quando le autorità hanno trovato una sua seconda auto, una scoperta che ha permesso di circoscrivere le ricerche e facilitare il compito della polizia. Una volta individuato, le tracce di Butler sono state seguite da un drone fino a quando gli agenti sono entrati in azione. Il killer è stato arrestato non lontano dalla sua abitazione. Un altro campione questo pure. Bene, che in questo terminiamo siete nuove de hoy, che si siga de tan captura e ponemos esa musichetta e nos entendimos los acá. Purtroppo iscrivono che sono in trasmissione, però telefono insomma. Bene, e quindi a mentre il video di buona tutto da BC TV e mentre a casa.